Vogliamo leggere insieme il Salmo 84. Salmo 84. Gloria al Signore. Un salmo che parla della casa del Signore. Lo mediteremo, poi ci dedicheremo alla preghiera ancora questa sera, gustando la presenza del Signore. Lo leggeremo tutto. Al direttore del coro sulla ghitea, Salmo dei figli di Core. O quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia langue e vien meno, sospirando i cortili del Signore. Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini, i tuoi altari, o Signore degli eserciti, Re mio, Dio mio. Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre. Beati quelli che trovano in te la loro forza e hanno a cuore le vie del santuario. Quando attraversano la valle di Baca, essi la trasformano in luoghi di fonti e la pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion. O Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porge orecchio, o Dio di Giacobbe. Vedi, o Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto. Un giorno nei tuoi cortili val più che 1000 altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Signore, aiutaci a meditare la tua parola. Apri il nostro cuore perché possa scendere la certezza che proviene dalla verità delle tue parole benedette. Guida, Signore, la meditazione delle Scritture. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Sicuramente questo salmo è molto adatto alla prima settimana di rientro. Quanto abbiamo desiderato tornare nella casa del Signore. Ma è un po' di tempo che sento così applicabile alla mia vita ogni figura della parola di Dio che parla di piccolezza, miseria, senso di indifesa, senso di profonda dipendenza da Dio, incapacità, impotenza di fare le cose. E questo salmo parla di passeri e di rondini legati alla casa del Signore. Soprattutto il passero è un animale, lo sappiamo, senza alcuna forza. Un animale perfettamente indifeso. Sappiamo che neanche nel mercato ebraico dei tempi di Gesù aveva un gran valore. 2 soldi, 5 soldi, prezzo di qualche passero, poca roba. Quindi tutto parla del passero, che poi più volte la Scrittura associa anche a quest'altro uccello, la rondine. Tutto parla dell'essere piccoli, dell'essere miseri, del non poter stare da soli in piedi. C'è un inno, non so se c'è la traduzione in italiano, in inglese dice: l'occhio tuo
e sul passero, Signore. Cita le parole di Gesù: non cade un passero senza che tu lo voglia, Signore. E il Signore deve assolutamente poggiare i suoi occhi anche sui passeri, perché sono così indifesi che possono essere travolti, schiacciati, uccisi, catturati in ogni maniera. E un po' mi sento così in questo periodo. Sarà stato il senso di impotenza che la pandemia ha scatenato in ognuno di noi. Pur volendo fare delle cose non abbiamo potuto farle. Sarà che forse il Signore si sta rivelando in modo glorioso e più Lui si rivela, più noi diventiamo piccoli. Ma in ogni caso questo passero lo sento così vicino al mio cuore. Questo passero lo troviamo nel Salmo 84, nella casa del Signore. Alleluia! Come noi questa sera siamo nella casa del Signore. Ora la casa del Signore non è, lo sappiamo, un luogo. La casa del Signore è il luogo dove i figli di Dio, il popolo del Signore, si ritrova. Ogni luogo, quando il popolo di Dio si ritrova insieme, diventa la casa del Signore. E questo luogo, che è il nostro luogo abituale di ritrovo, è la casa del Signore, quando ci siamo dentro noi. Improvvisamente queste mura si trasformano e da un meraviglioso cubo verde in mezzo a palazzi marroncini diventa la casa del Signore. Siamo nella casa del Signore. E quando siamo nella casa del Signore, la nostra attenzione spirituale si deve risvegliare, perché questa è la casa non del popolo del Signore, ma è la casa del Signore. Lo diciamo spesso, non ci riflettiamo così spesso. Quando il popolo di Dio si ritrova insieme, quel luogo diventa la casa del Signore, cioè c'è il Signore, cioè appartiene al Signore. Cioè il Signore ne è il padrone, cioè il Signore ne stabilisce i tempi, i ritmi, i programmi. Siamo nella casa del Signore e Dio ha qualcosa da fare con noi nella sua casa. E quindi noi vogliamo con fede credere che il Signore ci farà trovare in questo luogo ciò di cui l'anima nostra ha bisogno. Tra poco pregheremo e pregheremo nella casa del Signore. Il Salmo parla di questa casa come di un luogo desiderabile. E la nostra presenza qui, massiccia nonostante il distanziamento, dimostra che se siamo qui è perché abbiamo desiderato stare nella casa del Signore. Ma se l'abbiamo desiderato è perché il pensiero di venire qui era il pensiero di giungere in un luogo desiderabile. È desiderabile stare nella casa del Signore se noi realizziamo la presenza del Signore. Certo, è bello stare con i nostri fratelli, ma è ancora più bello stare alla presenza del Signore. Le rondini e i passeri hanno la tendenza a fare il nido nei pressi delle abitazioni degli uomini, non nelle loro case, ma nei loro edifici. È una caratteristica, quasi come se percepissero questi piccoli animali così indifesi che il ritmo della presenza degli uomini con le loro attività, il loro essere dentro e uscire fuori, desse un senso di stabilità al luogo che poi loro scelgono per fare il nido. È curioso questo. Non vanno in luoghi sperduti, non vanno da soli, ma vanno dove ci sono le dimore delle persone e lì fanno il nido. E il salmista paragona il credente che va nella casa del Signore a questo desiderio, questa attitudine che hanno questi piccoli animali di andare lì dove ci sono gli uomini
Esattamente quello che vogliamo fare noi. Noi non vogliamo andare in una casa, non vogliamo andare in un luogo come un altro. Noi vogliamo andare lì dove c'è la presenza del Signore, lì dove ci possiamo accorgere che il Signore entra e esce, concedetemi questa immagine, è in attività, si muove, non lascia abbandonata la casa, ma è lì vivente e dimorante. È l'idea che c'è una casa abitata da Dio fa venire al nostro cuore il forte desiderio che la nostra vita dimori proprio nei pressi di quella casa. Dobbiamo cercare la presenza del Signore, come i passeri e le rondini cercano i luoghi vicino agli uomini. Pur confrontandosi il salmista con questi uccelli che fanno il nido nel Tempio, il salmista dice, forse io non posso fare casa mia lì, non sono un sacerdote, non posso abitare come vorrei, ma desidero così tanto stare nella casa del Signore che preferirei stare un giorno sulla soglia della casa del Signore che non stare 1000 giorni da un'altra parte. Questo è il mio desiderio, perché ho scoperto che il Signore abita questa casa. Alleluia. Perché il desiderio di abitare lì dove si sa che c'è il Signore? Perché il Signore è per noi. Perché chi è vicino al Signore riceve qualcosa dalla mano provvida del Signore. Perché chi sa che il Signore è presente, sa che il Signore è largo in misericordia e ha pietà del misero. E se noi siamo nei Suoi pressi, sicuramente, fosse anche qualche briciola che cade dal suo tavolo, noi riceveremo qualcosa che ci farà del bene. Ecco perché è desiderabile stare nella casa del Signore. Questa sera il Signore farà cadere non briciole, ma le sue benedizioni. E noi abbiamo desiderato stare qui perché sapevamo che Lui sarebbe entrato, sarebbe uscito, si sarebbe mostrato, l'avremmo visto muoversi. È qui. Alleluia. E che stiamo sulla soglia o facciamo il nido. In ogni modo è desiderabile per noi stare alla presenza del Signore. Certo, sappiamo che la casa del Signore, dicevo prima, è quando i figliuoli di Dio stanno insieme. E non siamo perfetti. Ora non posso in questo periodo neanche usare l'espressione stare gomito a gomito, quindi se anche qualcuno di voi volesse sgomitare contro un altro non potrebbe. Quindi questo è un periodo di relativa pace. Ma non è desiderabile la casa del Signore per le imperfezioni degli uomini, quelle ci saranno sempre. E se noi stiamo a guardare le imperfezioni, la casa diventa indesiderabile. Ma quando noi scopriamo che la casa è del Signore, quando noi realizziamo che c'è il Signore, quando noi scopriamo che è in attività in casa sua il Signore, allora questa casa diventa perfetta per noi, tanto perfetta che la desideriamo e non desideriamo essere altrove. La casa del Signore è un luogo stabile. Questi uccelli, insomma, in questo periodo stiamo guardando le rondini, ogni anno tornano immancabilmente nello stesso posto. Vi ho già raccontato il primo anno dal mio trasferimento a Oleggio, ve l'ho raccontato il secondo anno, sono giunto al terzo anno e ancora quest'anno ho a che fare con le tortore, che sono tornate a fare il nido, dove l'avevano fatto il primo anno e gli avevo distrutto il nido, dove hanno provato a fare il nido il secondo anno e ho comprato corvi finti. Adesso abbiamo messo anche le punte di ferro. C'era un pezzettino di legno così, rimasto libero, sono tornate sempre lì e hanno fatto il nido lì. Come le rondini, come i passeri. In particolare le rondini che migrano lontano e poi tornano sempre lì. Come la rondine che va ad abitare nella casa del Signore e ci va perché l'anno prima l'aveva trovata lì e 2 anni prima l'aveva trovata lì.
La casa del Signore è stabile. Il luogo dove Dio si manifesta è stabile. Chiunque torna lo trova. Chiunque torna lo trova. E se c'è qualcuno che ha migrato un po', ha cercato terre più calde, prima o poi le terre calde, succede così, ce lo insegnano appunto le rondini, diventano fredde e bisogna tornare. Ma la grazia del Signore è tale che la casa di Dio rimarrà sempre lì stabile e se qualcuno desidera tornare, la troverà lì, pronta a dare dimora a chi è senza una dimora. Se c'è qualcuno questa sera che ha fatto un giro largo, chissà, che ha vagato un po' per le strade traverse del mondo virtuale di questi mesi, o per decisioni strane della propria vita, torniamo al Signore e troveremo la casa del Signore lì, stabile, non vacillante, pronta, esattamente come l'avevamo lasciata. Troveremo un Dio di misericordia che sarà capace di riaccoglierci, come il padre della parabola del figlio prodigo, che quando quel figlio si riavvicinò alla casa, gli andò incontro, dicendo: adesso prepariamo una festa in casa tua, torna in casa. E l'altro fratello che non voleva tornare fu anche lui invitato dal padre: torna a casa, questa casa rimane la mia casa, diceva quel padre, ma è anche la vostra casa, che io sono padre vostro. La casa del Signore è un luogo stabile. Sapete, la casa del Signore è un luogo stabile anche per chi stabile non è nei suoi pensieri, nel suo modo di vedere le cose anche del Signore, il modo di vedere la vita. La casa del Signore è un luogo stabile. Frequentando la casa del Signore, il cuore nostro diventa stabile. Ci avete mai fatto caso? Chi non è familiare con la casa del Signore, chi la frequenta sporadicamente, chi non la frequenta per nulla, a volte parlando con quelle persone si scopre che non sono stabili neanche i pensieri, le idee sono un po' tutte fai da te. Ma la casa del Signore rende il cuore nostro stabile, perché c'è il Signore che, dice il salmista, è sole, illumina, fa sparire ogni ombra. Le cose oscure, le cose non chiare, le cose confuse, davanti al sole di giustizia diventano chiare. Allora il luogo stabile della casa del Signore crea pace e stabilità nel cuore nostro. E frequentando questa casa noi non siamo più come il passero e la rondine, che dice il libro dei Proverbi, che vagano qua e là. No, chi va nella casa del Signore trova una vita stabile nelle vie del Signore. Non so se c'è qualcuno che sta vagando un po' qua e là, non so se c'è qualcuno che ha migrato. Il Signore è nella sua casa e questa casa è stabile e ha la porta aperta per noi questa sera. Alleluia. Ancora, la casa del Signore è un luogo sicuro per noi. Dice il Salmo: la rondine vi trova un nido dove posare i suoi piccini. Il Signore è sole e, aggiunge il salmista, scudo. Nella casa del Signore noi siamo al sicuro dalle intemperie. Nella casa del Signore noi siamo al sicuro da ogni tempesta. Siamo al riparo da ogni vento impetuoso. Ancor di più, questo lo sappiamo dalle Scritture, nella casa del Signore noi siamo saziati, siamo cibati del pane di vita che ci viene provveduto tutti i giorni dalla fedeltà di Dio. Nella casa del Signore stiamo al caldo, il cuore nostro è riscaldato, nella casa del Signore siamo al sicuro perché non è possibile che ci si raffreddi. Non è possibile che il cuore si indurisca, perché il Signore abita quella casa.
È proprio come quando i discepoli sulla via di Emmaus sentivano riscaldare il loro cuore alle parole, all'udire le parole di Gesù. Quelli che dimorano nella casa del Signore odono le parole del Signore, quelle parole scaldano il cuore proprio come il sole. Nella casa del Signore il Signore concede grazia e gloria. Chi non ha grazia, chi non ha pace, chi non ha gioia, chi non ha certezza di vita eterna, chi non sente l'amore nel cuore, nella casa del Signore trova la grazia di Dio. Nella casa del Signore trova il bene, perché Dio non rifiuterà di fare del bene a quelli che camminano rettamente. La casa del Signore è un luogo sicuro per noi. La casa del Signore è il luogo dove chi è senza forza trova forza nel Signore, ma non una forza che ci basta per poca cosa, una forza tale che cresce e addirittura se dovessimo attraversare la valle di Baca ci fa vedere le meraviglie del Signore. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E così noi camminiamo per la forza e il vigore che ci dà la presenza di Dio. Addirittura, dice il Salmo, e Dio dà forza a quelli che hanno intenzione di andare nella casa del Signore. Dice il Salmo: beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Se anche dovessero trovare una strada difficile verso la tua casa, prima ancora di arrivare, troveranno la forza, perché tu approvi quelli che ti cercano, Signore. Tu approvi quelli che desiderano stare nel luogo dove tu ti manifesti in modo glorioso. Tu dai loro la risposta, tu dai loro la benedizione, tu dai loro l'esaudimento della preghiera. Ecco perché il nostro cuore è al sicuro nella casa del Signore. Nessuno ci può far male nella casa del Signore, perché prima di raggiungere noi devono incontrare il padrone di casa. Davide diceva, quando si sentiva perseguitato e aveva timore: tu mi nasconderai nella tua tenda, mi custodirai nella stanza più segreta della tua dimora. È la casa del Signore, protetti dal Signore, che apre la porta e fa entrare chi deve entrare, non fa entrare chi non deve entrare nella casa del Signore. Questa sera pregheremo nella casa del Signore. Il Salmo 133 ci spinge a aspettarci una benedizione che è particolare nel luogo dove i figlioli di Dio si trovano. Là tu hai ordinato la tua benedizione. Questa sera pregheremo. E pregheremo con tutto il cuore. Qualcuno si trova nella valle di Baca, qualcuno non ha forze, qualcuno si trova forse in un periodo buio, qualcuno forse sta tornando ed è un po' spaventato, forse con qualche domanda: ma il Signore mi riaccoglierà? Nella casa del Signore troveremo il Padre amorevole che ci sta aspettando e ci risponderà. Alleluia, ci risponderà. Non c'è preghiera che rimane inascoltata dal Signore e non c'è prova tale per cui il Signore non sia capace di darci forza a sufficienza per resistere e dare gloria a Lui nella prova. Nella casa del Signore. Ancor di più, e concludo, la rondine ci porta i suoi piccini, la famiglia, i nostri figli. La rondine li porta nella casa del Signore, li portò nella casa del Signore. Chissà se questi figli di Core avevano visto esattamente come li vedo io tutti gli anni, questi uccelli fare il nido lì e magari vedere i piccoli lì.
La casa del Signore è il luogo non soltanto nostro, è il luogo dei nostri figli. Ecco che allora introduco uno dei soggetti di preghiera. Pregheremo per le famiglie, pregheremo per i nostri figli, gli adolescenti, i ragazzi. C'è un posto per tutti nella casa del Signore. Ma questa sera che siamo qui prima noi, siamo arrivati prima di altri che stiamo attendendo nella casa del Signore, noi vogliamo pregare. E il Signore ci ascolterà, perché questo è il luogo della sua presenza. Amen. Fratelli, con il cuore aperto davanti al Signore, con il cuore sparso davanti al trono di Dio, preghiamo nella casa del Signore, questo luogo sicuro per noi, questo luogo stabile, questo luogo così desiderabile. E noi usciremo da questo luogo benedetti, benedetti, beato l'uomo che confida in te. Alleluia. Adesso pregheremo, abbiamo del tempo per pregare, vogliamo rivolgerci al Signore, preghiamo per quanti sono assenti, quanti non possono venire ancora per questo